Si incanalano nel traforo di Sant'Augusta, 1,5 chilometri di tunnel, le prime auto ad inaugurare la variante alla statale Alemagna nel primo stralcio, la Sega Rindola, che alleggerirà la viabilità del quartiere di Serravalle. Queste le caratteristiche del tunnel, parte fondamentale dell'opera da 65 milioni di euro, inaugurato online. La galleria ovviamente risponde ai più elevati standard di sicurezza ed è dotata di illuminazione a LED. All'uscita della galleria il tracciato prosegue fino alla nuova rotatoria di Rindola e quindi si innesta sulla viabilità comunale in corrispondenza di via Carso. E il primo cittadino ha ricordato le vicissitudini con 80 anni di attese e contestazioni, rinnovando la necessità di collaborazione tra enti per il futuro. Mi auguro infine di avere ancora vicini ANAS e Regione Veneto per mitigare correttamente le nuove problematiche che dovessero evidenziarsi e per quanto possibile fluidificare il traffico di attraversamento svincolando meglio la città dalle conseguenze della presenza della statale. Tecnologia innovativa e mobilità green, oltre alla sicurezza, della viabilità e i tempi ridotti di percorrenza, l'opera fa parte di un piano di investimenti complessivi di ANAS in Veneto tra nuove opere e manutenzione programmata da 2 miliardi e 900. Il presidente Zai ha ricordato come la variante di Vittorio Veneto può essere annoverata nel Gotha delle opere, grazie alla quale si potrà raggiungere più agevolmente la SS 51 anche in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.